Al via la gara per l'assegnazione dei lavori di costruzione del nuovo complesso dell'ospedale di Conegliano che ospiterà pronto soccorso, area medica e materno-infantile. Un investimento da 50 milioni di euro. Di fatto, con la realizzazione del polo chirurgico terminato nel 2011, la città avrà una struttura completamente nuova. L'ospedale del futuro, secondo il presidente del Veneto Luca Zaia, che si inserisce nella rinnovata rete sanitaria regionale. È strategico, un nuovo ospedale, sono quasi 3 ettari di corsie di ospedale, 28.000 metri quadrati, 319 posti letto, 50 milioni di investimento e quindi facciamo cambiare pelle anche questo ospedale assieme a Vittorio Veneto, che è oggetto di altri investimenti e delle messe a norme sismiche, e Treviso, che avrà realizzato entro il 2020 il nuovo ospedale di Treviso, che è un ospedale ad altissima tecnologia e super specializzato. Alta specializzazione, tecnologia all'avanguardia per strutture che mirano a curare bene e a ospedalizzare il malato il minimo indispensabile. Se tutto va bene e seguiamo i tempi tecnici previsti, in 4 anni abbiamo il nuovo ospedale. Per fortuna saranno lavori che non vanno a impattare con i degenti e soprattutto col personale che lavora, perché questo creerebbe veramente grossi disagi. Saranno i lavori laterali dove c'è l'attuale parcheggio che verrà spostato ovviamente da un'altra parte e quindi riusciranno a costruire, faremo un appalto puro, senza bisogno di fare project financing, perché abbiamo tutti i soldi grazie alla regione che ci ha dato 30 milioni e i risparmi dell'ospedale di Conegliano negli anni. Sì, perché dei 50 milioni che saranno investiti, 30 li metterà la regione, ma 20 sono frutto dei risparmi dell'ex ULSS 7. Noi siamo abituati purtroppo come enti locali a vedere che il risparmio non procurava un circolo virtuoso, ma anzi eravamo stati penalizzati dalla spesa storica come comuni e amministrazioni locali. Oggi vediamo invece che la Regione ha invertito questa tendenza e viene a premiare con i soldi che erano rimasti da parte dell'ULSS 7, aggiungendoci degli altri soldi che arrivano invece dalla Regione.